Chi parla? E qua sopra in unità coronarica è seguito, ma sta bene, ha ripreso conoscenza da subito, nei primi momenti dopo l'accaduto. Lui, il giovane di cui si parla, è il quindicenne salvato dal presidente della società per cui corre, la Treviso Atletica, all'impianto di via Medaglie d'Oro. Fortuna vuole che Rolando Zuccon sia un autista soccorritore del SUEM 118 da quasi 40 anni. Questo ragazzo stava facendo un'attività post allenamento molto tranquilla con un amico e si è accasciato al suolo. Sono stato interpellato perché mi trovavo a una certa distanza anche dal ragazzo, sono andato in loco, ho visto che la situazione era difficile, aveva perso conoscenza e quindi ho fatto la manovra di rianimazione cardiopolmonare all'istante, ho chiesto che qualcuno chiamasse il 118 dicendo che mi trovavo in loco e che mi portassero il defibrillatore, poi il resto è stato applicato, il ragazzo si è ripreso qualche secondo dopo. Tutto è avvenuto in pochi concitati attimi in cui però non si è perso tempo. Penso che dal momento in cui è caduto al momento in cui è stato applicato il defibrillatore siano passati 2 minuti esatti, forse leggermente di più. Corsi di rianimazione, diffusioni dei defibrillatori non solo nelle strutture e negli edifici pubblici ma anche per strada. Solo nel capoluogo il comune ne ha installati 12. Sono condizioni che hanno aumentato considerevolmente i salvataggi in caso di arresto. Le manovre cardiopolmonari, quindi in sostanza il massaggio cardiaco, può essere fatto da qualsiasi persona. L'utilizzo del defibrillatore, e anche questo è molto importante, può essere effettuato da qualsiasi persona, anche se non ha mai visto un defibrillatore prima. Chiunque sia presente in una situazione di arresto cardiaco improvviso può davvero salvare una vita. Buonasera, buonasera e ben ritrovati a 20:10, come sempre dopo il telegiornale di Treviso l'approfondimento della cronaca e dell'attualità. L'attualità ci ha riportato a parlare in questi giorni, in questa settimana di vite appunto salvate per un pelo, come in questo caso nel servizio che avete visto. Purtroppo ci fa parlare anche in questi giorni di un'altra giovane vita invece spezzata a scuola, giovanissima, non parliamo solo di questo questa sera evidentemente, però anche di questo, vite spezzate e vite salvate. L'avete vista nel nostro servizio, ci parlerà stasera, lo ha portato anche per farcelo vedere bene il defibrillatore, la dottoressa Maria Luisa Ferramosca. Buonasera. Buonasera. Medico coordinatore del SUEM 118 di Treviso, e poi con noi anche il dottor Patrizio Sarto. Buonasera. Buonasera a voi. Che è il direttore di medicina dello sport dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Allora, abbiamo visto questa vita salvata grazie all'uso del defibrillatore. Stiamo parlando purtroppo in questi giorni anche di un ragazzo, Sucraj, il quindicenne di Riese, che purtroppo è morto mentre faceva l'ora di ginnastica nella pista di atletica a Castelfranco Veneto, e ovviamente c'è un'indagine in corso in questo caso, defibrillatore che è stato usato. Purtroppo in questo caso non c'è stata la possibilità di salvarlo, ma le indagini stabiliranno proprio in queste ore cosa è successo, come è morto il ragazzo. La famiglia ovviamente chiede anche di capire cosa può essere successo. Sono tante variabili in mano ovviamente alla procura, che ha aperto una inchiesta. Ma allora partiamo anche col chiederci, giovani che fanno atletica, giovani che fanno sport e quindi sono monitorati, eppure succede anche questo. Beh sì, purtroppo aggiungo succede anche questo, nel senso che è possibile che lo screening, che dobbiamo dire essere una strategia operativa e valutativa che è italiana, solo italiana, è una importantissima valutazione che viene fatta a una popolazione che troppo spesso viene considerata sana solo perché giovane, e in realtà non è così, perché noi che ci occupiamo di medicina sappiamo molto bene che esiste la prevalenza di patologie, e che quindi sappiamo che nella popolazione generale, anche in quella ovviamente giovanile, sappiamo che ci sono nascoste molto bene, delle patologie che in alcuni casi siamo in grado di diagnosticare, quindi di fare una valutazione preventiva,
fare una diagnosi precoce, perché di fatto la medicina sport ha questo ruolo importante, si occupa di escludere la presenza di patologie per il 95% rare in una popolazione che teoricamente verrebbe considerata sana solo perché è giovane. Poi però lo screening, come dicevo, non è in grado di evidenziare tutte le patologie che possono essere, come dicevo prima, molto ben nascoste nei meandri più oscuri del corpo di questi giovani ragazzi, e per fortuna esiste invece un sistema capillare di soccorso, perché il servizio d'apertura di questa sera è un servizio estremamente importante che ha dimostrato che la capillarità di competenza e di strumentazioni all'interno di impianti sportivi è stata in grado di salvare una vita, ed è questo il concetto. La valutazione, la stratificazione del rischio che facciamo nei giovani ha una grande capacità diagnostica preventiva, ma non è infallibile. Ed è per questo che dobbiamo sempre di più lavorare per capillarizzare un sistema di intervento come quello che ha fatto il presidente di quella società, che è stato secondo me meraviglioso, ma come diceva anche la dottoressa Ferramosca poco fa, durante il servizio tutti possono decidere di prendere e avere il coraggio di intervenire in questo senso. Mi permetto solo di dire una cosa, che quei defibrillatori lì è il frutto di un grande lavoro che ha fatto la nostra azienda con il dottor Paolo Rosi, che è mi permetto di rubare una battuta alla collega, il direttore del SUEM, qualche anno fa, che ha fatto la nostra azienda con il comune di Treviso. Cioè, voglio dire, è importante che tutta la catena sia molto attenta, che ci sia chi si occupa della valutazione precoce, ma che ci sia anche poi una capillarizzazione di un sistema come quello che ha. È un lavoro di squadra, una catena, insomma. Assolutamente sì. Una lunga catena. Sì. Una cosa quindi che è importante che lei ha detto è, come voglio dire, per la gente comune, per chi non è esperto, sfatare un po' il luogo comune, giovane uguale sano, non è così? Guardi, questo è purtroppo un concetto che è presente anche in molti dei tecnici, diciamo. È difficile da sradicare un po', no? È difficile da sradicare, ma voglio dire, la nostra azienda, devo dire che è molto impegnata in tutto questo, ha veramente investito molto, perché alla fine la valutazione militare non esiste più, la medicina scolastica non esiste più, la medicina sport, che valuta un certo tipo di popolazione, cioè quella che pratica attività sportiva, è l'unica che di fatto fa una valutazione che è uno screening, ma è una valutazione finalizzata all'esclusione di patologie rare. Dicevo che purtroppo c'è questo concetto, e questo concetto ce l'ha forse il tecnico, cioè noi dei sanitari, diciamo, ma anche i laici, i genitori, i dirigenti, gli atleti stessi. Perché? È molto complicato. Guardi, oggi ho dovuto avere un incontro con una famiglia. La famiglia fa fatica a comprendere che il figlio abbia un problema cardiaco che non ha mai dato segno di sé e che questo possa mettere a repentaglio la vita del ragazzo. È molto più facile accettare un problema al ginocchio, una distorsione di caviglia perché hai un dolore fisico, che accettare il concetto di una patologia che non ha mai dato segno e che non si vede, giustamente, ma che può essere la causa di morte. Noi le conosciamo molto bene le cause di morte, e quindi credo che si debba tutti quanti fare il proprio mestiere, il medico farlo in modo attento, e i laici, quindi le persone che vivono nella nostra società, capire, i dirigenti sportivi e soprattutto i genitori, che è possibile che ci siano anche queste problematiche, perché poi quando ragioniamo di casi avvenuti, allora lì è il problema vero, no? Perché dice, ma allora si poteva fare di più? Certo, si può sempre fare meglio, ma dobbiamo intanto far bene quello che noi facciamo, e bisogna anche affidarsi a chi ha il compito di fare il nostro mestiere. Ecco, per chi non fosse, diciamo, esperto del settore, quando viene fatta una visita medico-sportiva, insomma, è uno screening completo, certo. Insomma. Allora guardi, sì, lei deve considerare la popolazione, diciamo, noi valutiamo tutta la popolazione sportiva, però il target principale, in Italia è l'unico paese che ha come obbligo di legge la tutela sanitaria delle attività sportive per i ragazzi sotto i 18 anni, cioè i ragazzi dall'inizio dell'età agonistica ai 18 anni hanno una valutazione che è gratuita per l'utente, ma a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Questo è un messaggio molto importante, perché la nostra Costituzione ha come articolo importante la tutela della salute, certo. Quindi io rivendico fortemente questo articolo molto importante. Cosa si fa? Intanto c'è la storia del ragazzo,
per noi è cruciale conoscere attentamente la storia di quel ragazzo, quindi quello che è successo in quella famiglia. Perché? Perché il 90% delle patologie che sono a rischio di morte sono, tecnicamente si dice, malattie autosomiche dominanti, cioè significa che il 50% dei discendenti, quindi dei genitori, hanno il problema. Quindi per noi diventa cruciale conoscere molto bene la storia. E le garantisco che delle volte non è semplice spiegare ai genitori l'importanza di avere informazioni utili che per noi sono cruciali. Poi c'è la storia sintomatologica. Molto spesso raccogliere un sintomo cardiologico in un giovane è estremamente complicato, perché sono abituati ad avere il cuore che batte molto velocemente e quindi fanno difficoltà anche a poter definire dei sintomi, però l'aspetto sintomatologico è importante, quindi il dialogo con il nostro atleta è cruciale. Poi abbiamo un elettrocardiogramma che guardi in un momento di ipertecnicismo, un ECG che ha un costo veramente irrisorio in Italia, non in America costa 10 volte quello che costa in Italia, ma è un esame estremamente importante ed efficace, perché molte patologie che possono portare a morte l'elettrocardiogramma lo alterano. Quindi abbiamo l'elettrocardiogramma, facciamo una prova da sforzo, che deve essere fatta una vera prova da sforzo ad alta intensità, perché questo ci permette di dimostrare la presenza di disturbi del ritmo, che quindi in modo indiretto ci portano a fare la diagnosi di una patologia molto pericolosa. E poi abbiamo la spirometria per l'aspetto polmonare, quindi il concetto dell'asma, che purtroppo c'è e ancora in questi anni, se non gestita bene, può portare a morte giovani non curati nel modo corretto, e la valutazione dell'urina, che questo è importante perché ci dà un'idea anche della funzione renale. Però di fatto è questo: storia anamnestica, i sintomi del ragazzo, l'elettrocardiogramma a riposo, l'elettrocardiogramma da sforzo e l'esame spirometrico. E questo ci permette, noi l'abbiamo pubblicato soltanto qualche mese fa nella rivista più importante di medicina dello sport a livello mondiale, che ci permette di fare delle diagnosi. Noi nel 2017 abbiamo fatto 18 diagnosi di patologie a rischio di morte improvvisa in 6.000 ragazzi visitati. Al 30 luglio di questo anno, in tutta la provincia di Treviso, quindi su circa 8.000 atleti visitati, quindi poi andremo a vedere alla fine dell'anno, quando tireremo i conti, ne abbiamo già diagnosticate 17. Quindi l'aspetto preventivo e diagnostico è in grado di evidenziare patologie a rischio. Purtroppo ci sono delle patologie che non siamo ancora in grado di dimostrare. E adesso vengo subito dalla dottoressa Ferramosca. Se non ho capito male, su 8.000 ragazzi 17 riscontrate fino quest'anno? Sì. È una percentuale in linea con gli altri anni o c'è un cambiamento? No, questa è un'ottima osservazione, un'ottima domanda. Noi sappiamo che dai dati della letteratura abbiamo circa 1-2 per 1.000 ragazzi visitati affetti da patologia, e noi siamo perfettamente in linea. È chiaro che più siamo tecnologici, più usiamo esami strumentali importanti, penso alla TC coronarica, penso alla risonanza magnetica, più siamo in grado di avere una capacità diagnostica, e questo è un po' la nostra sfida. Però è chiaro che non possiamo distendere a tappeto accertamenti che hanno un importante costo e un grande consumo di risorse. Le faccio un esempio: una risonanza magnetica cardiaca che facciamo al nostro ragazzo impiega 2 operatori per un'ora. Capirà bene che è una spesa molto importante per il servizio sanitario, quindi dobbiamo anche io alla fine dell'anno conto dai 12 ai 15.000 ragazzi visitati, sappiamo che circa il 9% fanno accertamenti aggiuntivi, ma meno del 2% devo fare accertamenti di un certo costo, perché altrimenti è ingestibile il problema. Quindi serve una grande pazienza. Ecco perché io ribadisco e faccio un appello ai genitori: quando noi ci fermiamo e vogliamo pensare a quale sia la strada migliore da fare, è necessario avere la pazienza dovuta. La cifra che ha detto, negli anni l'avete vista cambiare. È chiaro che le strumentazioni danno anche la possibilità eventualmente di appunto trovare nuovi casi, eccetera, ma secondo voi, a grandi linee, e non è facile perché dovrebbe esserci un osservatorio, diciamo, negli anni le problematiche o anche le morti improvvise o i problemi che possono arrivare a portare a morte improvvisa in giovani anche atleti, sono aumentate oppure sono rimaste costanti? Guardi, sono ovviamente aumentate, per il ragionamento che facevo prima, perché c'è più abbiamo possibilità strumentazioni migliori. Quindi è un dato, diciamo, falsato, nel senso che probabilmente c'erano anche prima ma non si riconoscevano. Esatto, questo è un concetto fondamentale. Guardi, la morte di Morosini ha cambiato, ha messo un po' come dire, ha cambiato un sistema di valutazione e ha messo in evidenza una patologia che prima
veniva forse confusa, dico forse, con un altro tipo di patologia. Ma questo è possibile perché oggi abbiamo delle risorse strumentali eccezionali che dobbiamo usare con grande attenzione, perché dobbiamo ricordarci sempre dei costi. No, il servizio sanitario è una grandissima opportunità che abbiamo in Italia, però dobbiamo fare sempre i conti con i costi, e chi dirige una struttura deve anche porsi questo problema, però è chiaro che sono aumentate e sappiamo però che ce ne sono ancora. Noi stiamo partendo adesso con uno studio con il professor Peter Schwarz, che è diciamo, il padre scopritore della sindrome del cutilungo, il direttore dell'Istituto Auxologico di Milano. Noi a Treviso stiamo arruolando 800 ragazzi sani, quindi con l'elettrocardiogramma assolutamente normale, proprio perché vogliamo approfondire ulteriormente una particolare patologia che è la sindrome del cutilungo e vogliamo differenziarla dagli adattamenti che lo sport possono portare in ragazzi sani. Quindi capisce che la ricerca è la base del nostro lavoro. Un medico che non studia, che non faccia ricerca, non può fare correttamente il proprio mestiere. Allora, adesso andremo subito dalla dottoressa Ferramosca perché parleremo dello strumento che salva la vita. Sì. Allora, la pubblicità e poi allora andiamo subito e parleremo con lei. Rieccoci allora, rieccoci in diretta, dottoressa Ferramosca. Ecco lo strumento, è uno strumento fondamentale questo. Sì, è uno strumento fondamentale, è l'unica terapia con evidenza scientifica che può salvare dall'arresto cardiaco improvviso. Prima di mostrare il defibrillatore mi sembra giusto spendere proprio due parole a ridosso dell'evento di cui abbiamo poco fa parlato. La presenza del defibrillatore è stata fondamentale, così è stato fondamentale che ci fosse il nostro operatore che lo ha nell'immediatezza utilizzato. Quali considerazioni possiamo fare? Allora, innanzitutto che il servizio, il 118, ha formato tutti gli operatori a prescindere dal ruolo professionale che hanno, quindi tutti gli operatori sono in grado di fare le manovre di rianimazione cardiopolmonare e di gestire il defibrillatore. Facevamo prima proprio cenno dell'azienda, tutto il personale dell'azienda a sua volta è stato formato all'utilizzo del defibrillatore. Questo ovviamente non basta, perché il defibrillatore, oltre a essere formato e saperlo usare, deve anche esserci. E mi sembra assolutamente giusto riconoscere e ricordare il lavoro veramente importante fatto dalla Regione Veneto, che si è posto in modo antesignano rispetto al decreto che anche il collega ha prima citato. Noi abbiamo il decreto ministeriale del 2013 che prevede l'obbligo degli impianti sportivi dove si fa attività di tipo però agonistico. Poi è stato ampliato nel 2017, ma la Regione Veneto ha emanato una deliberazione già nel 2014, ancora prima, in cui proprio per tutelare i suoi e proteggere i suoi atleti ha dato obbligo di presenza di defibrillatore negli impianti sportivi, a prescindere che si faccia attività agonistica o amatoriale, e direi che questo è un passaggio assolutamente importante. C'è proprio una catena della sopravvivenza, no? Un'immagine internazionale che può portare a salvare dall'arresto cardiaco improvviso. I principali passaggi sono tre, poi subentra il servizio sanitario. Qual è l'altra considerazione importante? Nel caso specifico era presente fortuitamente un operatore del 118, ma la cosa importante, e mi sembra bello adesso in questa trasmissione poterlo ricordare, ribadire a chi ci sta ascoltando, che sia le manovre di rianimazione cardiopolmonare sia l'uso del defibrillatore può essere fatto da chiunque, anche da chi non ha o fatto il corso o non ha avuto occasione di vedere lo strumento. Questo è importante, perché uno vede lo strumento e dice ma io non lo saprei usare. Ma perché? E su questo, e quindi entriamo subito nel primo anello della catena della sopravvivenza, che è l'allarme precoce. Quindi laddove ci si trovi di fronte ad una persona in arresto cardiaco improvviso,
Cosa importante? Innanzitutto capire che è in arresto cardiaco, perché se non possiamo stare 15 minuti per cercare di capire che è in arresto. Per velocizzare questo rilievo e per non fare falsi positivi, falsi negativi, supportati dalle linee guida internazionali, l'indicazione è questa: persona che improvvisamente cade a terra, non respira, non si muove, ci basta, iniziamo. È una persona per noi in arresto. Una volta si andava a sentire il polso, cioè, assolutamente no, perdita Quindi di cade a tempo. terra, non respira, Cade a terra, non respira, è fermo immobile, così, non si muove nemmeno un dito, nulla, non ha nemmeno i movimenti della deglutizione, è una persona in arresto. Cosa facciamo? Subito il primo anello, allarme precoce. Quindi la prima cosa, lo ricordiamo una volta ancora, è chiamare immediatamente il 118, subito, per due motivi. Primo, perché ovviamente il 118 manda il soccorso, ovvio. Ma c'è un'altra cosa importante che oltretutto è stata proprio, ha riconosciuto un'evidenza scientifica nel 2015 con le nuove linee guida. L'operatore che risponde dà le istruzioni, quelle che noi chiamiamo, che sono chiamate istruzioni per arrivo. Per cui l'operatore, mentre manda via i mezzi di soccorso, l'automedica, l'ambulanza, l'elicottero, a seconda della situazione, tiene, proprio c'è questo cordone umbilicale, tiene al telefono la persona che ha chiamato, e da qui altra raccomandazione per chi ci sta ascoltando: se c'è una persona in arresto, chi chiama, mi raccomando, che stia vicina, che sia vicina alla persona che è a terra, no? Certo. Ho saputo che c'è, no, che sia lì vicino e che tenga poi il telefono sempre libero, in modo che se dobbiamo richiamarla è un'altra cosa importante. E quindi l'operatore dice: ha mai fatto un massaggio cardiaco? Risposta sì, bene, cominci a farlo. Ha mai fatto un massaggio cardiaco? No. Se se la sente la guido io, si inginocchia e comincia a dare le istruzioni, dando anche la scadenza del tempo. Le assicuro che guidiamo tante persone a fare anche in casa, familiari, a fare il massaggio. Abbiamo anche raccontato nei nostri telegiornali di casi appunto di persone guidate che sono riuscite a salvare. Anche in altre situazioni, il corpo estraneo, il parto improvvisato, però adesso stiamo parlando dell'arresto, quindi chiamare subito il 118 perché arrivano subito i soccorsi e perché abbiamo le istruzioni. Se, se siamo più di una persona, una può chiamare il 118 e l'altra si avvicina. Secondo anello della catena è la compressione, massaggio cardiaco, che se uno lo sa fare lo comincia subito e se no ascolta le indicazioni dell'operatore e comincia a farlo. Non è difficile. Come dicono gli americani, che sono molto sintetici: push hard, push fast, premi forte, premi veloce, via. E contemporaneamente attiviamo il defibrillatore, quindi realizziamo, o è la centrale operativa che ce lo dice, perché se siamo per esempio nella città di Treviso, dove sappiamo bene, no, che abbiamo 13 defibrillatori proprio nelle piazze e nelle vie della città, o ci viene detto c'è il defibrillatore, l'operatore guida anche la persona a mettere il defibrillatore. Se il defibrillatore non c'è, arriva con il personale di soccorso, in quanto mi vergogno quasi a dirlo, ma insomma tutte le ambulanze hanno, cioè nel senso, tutte le ambulanze hanno il defibrillatore. Non diamolo mai per scontato. Non diamolo mai per scontato. Per utilizzare, anche l'utilizzo del defibrillatore, un po' come tutte le cose, ha visto una lunga storia, perché tutti voi vi ricorderete i defibrillatori, no, negli ospedali di Yara, no, che usati solo dal medico, bisognava selezionare la quantità di energia, appoggiare le piastre eccetera, era un presidio utilizzato solo dal medico. Poi già dal 2001 viene aperto l'utilizzo anche a personale non medico, anche a personale non sanitario che però fosse particolarmente preparato eccetera, e oggi come oggi, vuoi per la semplificazione degli strumenti, vuoi per l'importanza che è sempre più evidente che il defibrillatore può salvare la vita, il concetto è che tutti lo possono utilizzare. Allora, vediamo un po' come funziona, andiamo a vederlo così. Prendiamo uno. Allora, questo è solo uno, però si assomigliano tutti quanti, un pochino. Allora, si apre il defibrillatore e come vedete poi ci sono due, in genere ci sono due tasti, al massimo ci possono essere due tasti, a volte neanche anche uno solo. Questo è il tasto di accensione, noi lo accendiamo e applicare gli elettrodi il defibrillatore emette un messaggio vocale e guida
chi lo sta utilizzando lo guida all'utilizzo. In questo caso io ho preso una confezione di piastre, ho preso delle piastre che sono scadute, quindi possiamo utilizzarle. Lo usiamo così a dimostrazione. Quindi c'è comunque la voce che ci dice... Già lui mi sta dicendo apri e allora noi apriamo e quindi vedete che apriamo. Ecco, queste sono le piastre. E lo dice applicare gli elettrodi. Come vedete c'è il connettore che può essere messo in un unico modo, per cui non può essere messo così perché vedete non entra e quindi non può essere messo così. Adesso non ci dirà più di niente. Adesso ci dice di applicare gli elettrodi. Come vedete queste sono piastre così per addestramento, comunque nella piastra è indicato anche la parte del torace destra o sinistra dove deve essere. Quindi chi ce l'ha in mano dice questa va applicata in alto a destra, quindi rimuove l'adesivo e lo mette piastra, allora. in alto a destra. Facciamo vedere anche da questa parte. Eccolo qui. C'è un adesivo già applicato e davanti c'è scritto dove. Ovviamente abbiamo scoperto il torace della persona, infatti avere sempre nel defibrillatore c'è un paio di forbici sempre presenti, si copre e si attacca, e la stessa cosa si fa con l'altra piastra. In questo caso la macchina non sa che siamo in trasmissione. La macchina è precisissima. Questo è il problema della macchina. Questo però è molto importante. Certo. È importante, cioè lei adesso, lo strumento adesso continuerà a ripetere all'infinito che non fanno, però questo vuol dire che se uno li ha applicati, però magari non li ha applicati bene, la macchina lo avverte. La macchina lo avverte. Adesso la spegniamo perché sennò poverino poi ci se no va in tirare. Una volta che abbiamo applicato gli elettrodi, ecco che parte la lettura del ritmo. All'interno c'è un microprocessore e il defibrillatore capisce, legge, perché poi è fatto per questo, legge solo una cosa, perché è uno strumento alla fine semplicissimo. Lui legge se è presente una fibrillazione ventricolare. La fibrillazione ventricolare è una situazione di arresto cardiaco ed è la situazione che nell'arresto cardiaco improvviso è quella che si manifesta più frequentemente, che non vuol dire sempre. No, si parlava prima dei casi che si salva, non vuol dire sempre, però vuol dire frequentemente. Se il defibrillatore intercetta, vede, sente che c'è una fibrillazione ventricolare, dice devi fare uno shock, lo dice lui e fa tutto lui, decide quanta energia serve perché calcola l'impedenza del torace. Questo pulsante arancione con la freccia comincia a lampeggiare, quando la carica è finita lui dice premi il tasto shock. Quindi l'azione dell'operatore, se ci pensate bene, alla fine è quella di premere il tasto shock. Seguendo le istruzioni della macchina che sa già, insomma, ha riconosciuto... Se ci dice di premere il tasto, se io adesso lo attaccassi a me o a lei, lui così direbbe. Non è indicato. Poi sta a chi sta adoperando il defibrillatore, se lo sta adoperando è evidente che una persona è in arresto, quindi se non è indicata la fibrillazione, cosa dobbiamo fare? Continuiamo a massaggiare, andiamo avanti a massaggiare fino a che non arriva. Siamo quasi al termine, allora io vi lascerei velocissime le ultime due considerazioni. Allora, abbiamo visto questo strumento fondamentale. L'appello che vuole lanciare, magari così torniamo un po' alla fase iniziale della nostra discussione, è anche alle famiglie, dei ragazzi che fanno sport, tornando invece alla questione dei ragazzi che fanno sport. Nell'ambito della valutazione? Sì, quello è intanto mi sembra di dover come dire, ribadire l'importanza di questa valutazione. Lo sport deve essere fatto da tutti i ragazzi e nessuno deve spaventarsi sul fatto che lo sport possa essere pericoloso. Quello che è necessario è fare una corretta valutazione. Okay? Quindi il messaggio che voglio dare a tutte le famiglie è di massima tranquillità, nel senso lo sport deve essere fatto dai ragazzi perché
cruciale per la loro crescita, per la loro formazione. Non dimentichiamoci che siamo il quarto paese al mondo come percentuale di obesità, certo. Ed è un problema che ci troveremo a gestire fra 30 anni di quei ragazzi obesi, quindi lo sport deve essere praticato da tutti. È chiaro che bisogna fare una corretta valutazione e quando si fa la corretta valutazione ricordare sempre che il medico che hanno di fronte non è un medico che è nemico di quel ragazzo o di quella famiglia, certo. ma è un medico che si prende carico di quella persona, di quel ragazzo, che lo valuta attentamente e che potrebbe avere anche bisogno di fermarsi un attimo per ragionare su cosa fare. L'altra cosa che noi facciamo nella nostra azienda è che non abbandoniamo il ragazzo una volta che abbiamo fatto una diagnosi a rischio di morte improvvisa, ma ce lo prendiamo in carico, gli diamo tutte le indicazioni necessarie per spiegare cosa potrà fare dal punto di vista fisico, perché non è che va bloccato completamente, va soltanto guidato in quello che potrà fare. Quindi fate sport perché fa benissimo, ovviamente è importantissimo. E l'altro messaggio di questa sera è: tutti lo possiamo usare, l'abbiamo mostrato questa sera con la dottoressa Ferramosca, vero? È importantissimo saperlo usare. Chiamate subito il 118 perché vi aiuta in tutti i modi, arrivando, prima lo chiamate, prima arrivano i soccorsi, non rimanete da soli e vi guida nell'utilizzo e manteniamo la calma, tutti possono usare questo, soprattutto con un operatore che vi supporta per telefono. Dottor Sarto, vuole dire qualcosa? Posso chiedere una cosa? Io credo che molta della popolazione, me l'ha detto anche una persona, un genitore ieri durante una valutazione, hanno il timore di poter fare qualcosa di sbagliato per cui non lo utilizzano. Quindi il timore, esatto. Questo è un altro timore che potete serenamente togliere. Allora, il defibrillatore è una macchina semplice che non sbaglia mai, intendendosi come errore la possibilità che parta una scarica. Certo. Non è possibile, Perfetto. Non sbaglia, fidatevi. Non abbiate paura di usarlo, non abbiate paura di usarlo. Grazie ai nostri ospiti, perché insomma è importante diffondere questi messaggi, la dottoressa Maria Luisa Ferramosca e il dottor Patrizio Sarto. Grazie a voi. Grazie anche a voi per averci seguito, arrivederci. Buonasera.